Ci troviamo nel cuore del Medio Campidano, ci troviamo a San Gavino Monreale. San Gavino perché gli abitanti del primo villaggio, del villaggio Nurazzedo, avevano una chiesetta appunto dedicata a San Gavino, e Monreale per la vicinanza al castello appunto. Qui a San Gavino incontro il vice sindaco Bruno Deida, ben trovato, e l'assessore all'agricoltura Paolo Onnis. Vice sindaco, ci aiuti a inquadrare geograficamente quella che è appunto la posizione di San Gavino? San Gavino Monreale si trova al centro proprio della provincia del Medio Campidano. Per la sua posizione geografica è stata oggetto di attenzione già nei tempi passati, di servizi che riguardavano un po' tutto il territorio, nella costruzione di strutture industriali, di strutture ecclesiastiche, della ferrovia, dell'ospedale, tutti i servizi che ne hanno fatto di San Gavino un centro di riferimento molto importante. Ovviamente a pochi chilometri da quella che è l'arteria principale della Sardegna, dalla 131. Sì, inoltre San Gavino si trova al centro di 4-5 paesi che hanno per lo più circa il 65% degli abitanti di tutta la provincia del Medio Campidano. Su 28 paesi la maggior parte delle presenze riguarda questo territorio nell'arco di 10 km. Dati interessanti, ovviamente assessore, un percorso che si può fare anche attraverso quella che è la storia di San Gavino. Certo, questa è stata la storia che si può datare dal periodo giudicale, dei giudici di Arborea. È stato il periodo di maggior fulgore del paese, già allora si contano 3.000 abitanti a San Gavino, quindi anche allora era il centro di un'attività economica e sociale. Il riferimento al Monreale è dovuto proprio a quel periodo. Noi facevamo parte della curatoria del Buonorso all'interno del giudicato degli Arborea e quindi all'interno del Monreale come territorio. Quanti abitanti conta San Gavino? Ma l'ultimo censimento 9.362. È una comunità attiva, e come ci si sta muovendo, l'amministrazione comunale come si sta muovendo per portare avanti progetti di sviluppo? Abbiamo intenzione di far conciliare produzione di energie alternative con rispetto dell'ambiente e del territorio, incentivando produzioni agricole e rilanciando un settore in estrema difficoltà, e quindi ritrasformando quelle che sono le sue attitudini alla produzione agricola, modificata da un processo industriale che è finito, è terminato. A questo dobbiamo anche sommare la possibilità di transito e di vettoriamento attraverso un centro intermodale che unisce il trasporto su rotaia a quello in gomma e che porti poi in tutto il territorio un servizio di trasporto che dia lustro anche non solo a San Gavino ma a tutto il territorio, anche fino ad arrivare al mare. Il nostro territorio ha la Costa Verde, che ha un mare bellissimo. Si tratta solo di consentire un trasporto dall'interno verso il mare e dal mare verso l'interno, per appunto apprezzare quello che è nostra intenzione realizzare. Costa Verde senza ombra di dubbio meta turistica ambita. La Sagra dello Zafferano è una manifestazione che state organizzando con la collaborazione della Proloco. Ovviamente porta alto il nome di San Gavino in tutta la nostra isola. Beh, questo sì, lo zafferano e anche a qualche altro elemento ha portato il nome di San Gavino anche fuori dall'isola, però lo zafferano che è purissimo, di ottima qualità, e questo lo confermano anche le analisi scaturite da questo convegno, ciò che non emerge è il fatto che San Gavino sia il paese che ha più produzione di tutta l'Italia. Cioè, per farle un esempio, lo zafferano di Navelli, che ha tanta pubblicità, è conosciuto in tutta Italia, produce circa 2 kg di zafferano all'anno. Noi ne produciamo molto più di 100 kg all'anno ed è il nostro di ottima qualità, anche superiore
alla loro, ma senza con questo voler deprezzare la loro produzione, che è comunque sempre di qualità ottima. Certo, i numeri ovviamente parlano chiaro. Assessore, un prodotto ovviamente agricolo, un prodotto della terra di San Gavino che, come dicevamo, dà lustro. Ci dia dei dati tecnici su quelle che sono le coltivazioni? San Gavino oggi ha una produzione che supera i 100 kg di zafferano, impiantato su un territorio di oltre 30 ettari, fatto per la maggior parte di piccoli proprietari che lo coltivano in maniera tradizionale. Grazie Assessore, ha detto bene, un prodotto della nostra terra, l'oro rosso, così come lo chiamano, che deve essere valorizzato. Grazie all'assessore all'agricoltura Paolo Ponnis e al vice sindaco Bruno Deida. Il nostro viaggio qui a San Gavino inizia così. È vero, sì, che lo zafferano ci sta facendo venire l'acquolina in bocca. Sono tanti gli argomenti dal punto di vista storico da approfondire prima. Eleonora D'Arborea, protagonista in questo viaggio. Nel Medioevo San Gavino Monreale faceva parte della curatoria di Bonurzuli, appartenente al giudicato d'Arborea. Ora ci troviamo nella chiesetta dedicata a San Gavino, appunto una chiesetta del XIV secolo. Per parlare di questa chiesa sono in compagnia del professor Manno della Proloco di San Gavino. Ben trovato. Grazie. Bene, questa chiesa, appunto come diceva il conduttore, è del XIV secolo. È stata iniziata a metà del 1300 dal giudice Mariano IV d'Arborea. Questa chiesa nasce per una esigenza, diciamo, particolare della famiglia Arborea, che trascorreva lunghi periodi dell'anno, almeno il periodo estivo, sicuramente nel castello di Monreale, qua vicino a San Gavino. Quindi nasce in qualche maniera come cappella privata della famiglia. La chiesa verrà conclusa e poi in seguito troveremo dentro proprio una scritta precisa che ce lo ricorda nel 1387 dalla figlia di Mariano IV, Eleonora d'Arborea. La chiesa esternamente, come vedete, è una struttura molto semplice, anche se ha subito numerosi rifacimenti nei secoli. La cosa caratteristica e singolare che è rimasta della pianta originale è il campanile a vela che vedete in alto, con una campana molto interessante che è oggetto anche di studio. Elementi molto interessanti che fanno anche discutere sono contenuti al suo interno. Se volete scoprirli, continuate a seguirci. Abbiamo parlato di elementi importanti che fanno anche discutere, presenti qui nella chiesa di San Gavino, e stiamo parlando dei 4 peducci. Certo, i 4 peducci, i 4 piccoli capitelli che noi troviamo sono senza dubbio interessanti. Il primo che noi troviamo sulla destra è il capitello che rappresenta Eleonora d'Arborea. Eleonora d'Arborea ha un'immagine singolare, oggetto anche di studio e anche di polemiche effettive, perché l'immagine ha una deturpazione sulla guancia destra, una deturpazione che in origine ha fatto pensare anche un errore dello scalpellino, ma studi più approfonditi hanno invece dimostrato che Eleonora veramente aveva una deturpazione profonda sulla guancia destra, che potrebbe essere stata anche una delle cause del suo matrimonio in età non più giovane. Si sposa quasi a 30 anni e si sposa con un personaggio singolare, controverso, come Brancaleone Doria, che sarà un altro dei peducci che noi troveremo. Gli altri peducci sono dunque uno, il fratello di Eleonora, Ugone III che subentra al padre alla morte di Mariano II. Anche Ugone III muore in una circostanza ambigua, in un complotto ordito, pare, da alcuni elementi interni alla corte giudicale, sobillati dall'Aragona, da Barcellona, e viene ucciso nel 1383 insieme alla figlia Benedetta, che è rappresentata sotto le mani del padre nel peduccio. Gli altri 2 peducci, uno rappresenta il giudice Mariano IV d'Arborea, un personaggio importantissimo che ha caratterizzato veramente un secolo fondamentale per la storia della Sardegna, il secolo XIV. Mariano IV è colui che è riuscito a unificare i 4/5 della Sardegna e che per un momento ha dato veramente la possibilità di poter diventare un vero e proprio regno. Ora ci porta alla scoperta ancora di altri luoghi. Dove ci trasferiamo?
Sì, adesso ci trasferiamo nel convento dei Francescani, che ha una caratteristica, che nel chiostro c'è una parte del periodo bizantino. Venite con noi. Ci troviamo nel chiostro della chiesa di Santa Lucia, sono sempre in compagnia del professor Manno. Quali sono gli aspetti che caratterizzano questo chiostro? Sì, questo chiostro è una delle parti più belle dell'attuale convento francescano di Santa Lucia. È la parte anche più interessante perché conserva alcuni aspetti del primo convento nato qua a metà dell'VIII secolo, costruito dai monaci di San Basilio che sono arrivati qua in Sardegna con i bizantini. Si conservano ancora alcune parti delle arcate e poi il resto, diciamo, è stato fatto in seguito nei secoli successivi dai francescani. Ovviamente senza il padrone di casa non avremmo potuto guadagnare l'accesso qui nel chiostro della chiesa di Santa Lucia. Siamo in compagnia del parroco Don Giorgio, ben trovato. Buongiorno. Ci racconti lei quella che è la storia di questa chiesa? Allora, questa struttura risale al 1500 e per lungo tempo è stata teatro di cambiamenti di destinazione d'uso. C'erano per un periodo i frati, poi questi sono andati via e la struttura è stata adibita a conceria di pelle, quindi si può notare anche nei muri ancora le pietre intrise di sale. Poi sono tornati nuovamente i frati, poi hanno lasciato di nuovo e la struttura è stata adibita a caseificio, poi sono nuovamente tornati i frati, hanno dovuto fare dei lavori, credo che il professor Manno vi abbia già illustrato questo chiostro. Adesso noi abbiamo un pavimento in cemento, ma prima era in terra battuta e pietra. E poi fino al 2005, quando i frati sono andati via per l'esiguo numero del loro ordine e la struttura è stata affidata alla diocesi di Ales e Terralba. Io sono il primo parroco non religioso di questa parrocchia. Grazie a Salvatore Manca, al professor Salvatore Manca, vicepresidente della Proloco. State in nostra compagnia perché vi prometto una cosa: vi faremo anche arrivare quello che è il profumo caratteristico dello zafferano. Vediamo se ci riusciamo. Ben ritrovati, grazie a Roberto avete potuto conoscere San Gavino da diversi punti di vista, l'ambiente, il paesaggio, le ricchezze delle chiese meravigliose, ma San Gavino è anche importante e ricordata da tutti come la vera capitale dello zafferano. Infatti il territorio, buongiorno signor Marco Ennas, presidente della Proloco, il territorio presenta delle situazioni pedoclimatiche che sono ideali per la coltivazione dello zafferano. Lo zafferano in particolare, il più pregiato dicono che sia quello di Stimmio Fili, cosiddetti, che è proprio quello di San Gavino. Sì, effettivamente San Gavino può fregiarsi della denominazione capitale d'Italia dello zafferano, perché le maggiori superfici coltivate non solo in Sardegna